Il Veneto detiene il triste record della media più alta di quella italiana per patologie professionali, ovvero malattie che insorgono a causa dell'attività lavorativa. Cresce infatti nella nostra regione il numero delle malattie professionali denunciate con un più 19,47% rispetto allo stesso periodo del 2023. Nel dettaglio, quelle muscoloscheletriche passano a 984 del corrente anno rispetto alle 739 del 2023. 119 invece le malattie del tunnel carpale denunciate ad oggi contro le 89 del 2023, solo per citarne alcune, così dal report della CGIL Veneto 15 maggio 2024, per fare il punto sulla raccolta firme regionale per il referendum per cambiare il lavoro lanciato dal sindacato lo scorso 25 aprile in tutto il territorio nazionale. Siamo già a 10.214 tra firme cartacee e anche firme digitali, perché la novità importante è che i cittadini possono sottoscrivere i nostri 4 referendum anche attraverso una procedura digitale, attraverso lo SPIO, la carta di identità elettronica, che è molto semplice e veloce, e quindi insomma il numero di firme di giorno in giorno sta crescendo anche in Veneto. Cambiare il lavoro anche alla luce degli infortuni denunciati per generi d'età, con in aumento quelli della doppia forbice degli over 70 con il 20,9% e degli under 20 con il 12,3%, sempre rispetto al 2023 del già citato report. Prima di votare bisogna raccogliere le firme, la Costituzione prevede 500.000 firme per referendum, noi sicuramente le raggiungeremo, consegneremo tutto in Cassazione entro fine luglio, poi la Cassazione farà le sue valutazioni di legittimità rispetto alle proposte nostre e poi andremo a votare nel 2025 e lì tutti i cittadini italiani saranno chiamati a dare la loro opinione rispetto alle proposte che noi facciamo per un lavoro più tutelato, più sicuro, più stabile.